Agevolazioni in pillole del 30 aprile 2025. Anche questa settimana passiamo in rassegna quelle che sono le novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo subito con un bando della Regione Veneto che ha a che fare con l'idrogeno e in particolare con l'idrogeno da fonte rinnovabile. Questo bando permette alle PMI con sede operativa in Veneto di accedere a degli incentivi a fondo perduto fino al 40%, è un finanziamento agevolato fino al 100% per gli investimenti in impianti di produzione, stoccaggio e utilizzo di idrogeno verde, inclusi gli impianti da fonti rinnovabili. Speciale ricerca, sviluppo e innovazione, facciamo una breve sintesi di quelle che sono le norme principali in corso per quanto riguarda la ricerca e sviluppo. Partiamo dal credito imposta ricerca e sviluppo che per le attività svolte nel corso del 2024 e che stiamo rendicontando in questi mesi vale il 10% delle spese sostenute, quindi un credito imposta del 10% e ha la possibilità di avere la certificazione, quindi c'è una procedura particolare che consente di avere la certificazione di quello che è il credito imposta maturato. A fianco al credito imposta ricerca e sviluppo abbiamo il patent box che riguarda le stesse spese però sostenute per brevetti, software registrati e disegni e modelli. In questo caso si tratta di un recupero fiscale che arriva al 30% dei costi sostenuti per lo sviluppo e la valorizzazione di questi beni immateriali ed è parzialmente cumulabile con il credito imposta ricerca e sviluppo, nel senso che occorre fare la nettizzazione. Passiamo poi alla Regione Veneto che ha lanciato un fondo ricerca, sviluppo e innovazione che mira a sostenere l'innovazione e la competitività delle PMI attraverso un contributo a fondo perduto del 40% e un finanziamento a tasso agevolato che può arrivare fino a copertura del 100% delle spese ammesse. Lombardia, bando ricircolo. Questo bando intende promuovere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche da parte di piccole, medie e grandi imprese, quindi sono ammesse anche le grandi imprese della Lombardia, in forma singola o aggregata per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche e una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere RAEE e delle batterie e del fosforo. Emilia-Romagna, incentivi per le tecnologie STEP. Sono disponibili 30 milioni di euro per supportare le imprese che investono nello sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e in progetti di ricerca e innovazione correlati. I tre ambiti incentivati sono le tecnologie digitali e deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato queste notizie interessanti ed utili e ritenete che possono essere di utilità anche per vostri colleghi ed amici, vi invito a condividerle e a mettere un mi piace. Per maggiori informazioni e per assistenza alla presentazione di questi bandi potete fare riferimento al sito reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.